Questa edizione non poteva partire meglio, un'edizione con il sole che ci ha accompagnato durante l'inaugurazione e che ci accompagnerà anche nel corso dei prossimi giorni. Un'edizione che, come quella dello scorso anno, porta le novità dell'eliminazione del biglietto d'ingresso alla fiera, quindi la possibilità per i visitatori di visitare tutti i padiglioni espositivi senza dover pagare alcun biglietto all'ingresso. Una fiera che punta a essere la fiera dell'agricoltura, quello che è sempre stato il suo cuore storico, ma anche una fiera della famiglia, una fiera della casa, una fiera in cui troviamo la dimensione dell'essere comunità, un'occasione di socializzazione e di scambio tra visitatori e tra espositori. Una fiera nella quale abbiamo puntato molto quindi all'aspetto dell'essere una manifestazione di tutti e soprattutto una manifestazione per tutti, nessuno escluso. Una fiera che comprende anche i nostri amici a quattro zampe, quindi i cavalli, gli asini, che già a inizio settimana sono venuti a Godega per la gioia dei bambini, quindi abbiamo pensato a una fiera a 360 gradi tutto tondo. Ovviamente ci sono progetti anche per il futuro, quindi non ci fermeremo qui, la fiera deve sempre migliorare, il prossimo anno avremo sicuramente delle novità e dobbiamo puntare sì a trovare dei nuovi sbocchi per il futuro, senza però dimenticare quella che è la nostra tradizione, quindi mantenere vive manifestazioni come questa, perché sono d'altronde la base della nostra cultura locale che dobbiamo continuare a tramandare per il futuro. La presenza delle molte autorità a livello locale, quindi tanti colleghi sindaci, amministratori, la presenza dell'europarlamentare Scottade, Presidente della Regione Veneto, ovviamente Presidente della Provincia, Prefetto, e anche dei nostri parlamentari Fregolente e Vallardi, è stata sicuramente una presenza importante che manifesta quella che è l'importanza anche delle autorità politiche e amministrative per mantenere vive queste manifestazioni. Quindi ringrazio tutte le autorità che hanno voluto essere con noi oggi e che con la loro numerosa presenza hanno ricordato l'importanza di mantenere vive queste manifestazioni e di prestare la giusta attenzione a un settore come quello agricolo, che è il settore trainante per la nostra regione e che dobbiamo continuare, sul quale dobbiamo continuare a lavorare, ovviamente puntando anche a considerare tutte quelle che sono le esigenze del territorio, ma i nostri agricoltori di certo non hanno paura, quindi le sfide vengono affrontate al meglio con i risultati molto positivi che vediamo nel nostro mercato veneto dell'agricoltura.